Un evento così violento è difficile ricordarlo, pur andando a ritroso nel tempo. Erano le 4:30 del pomeriggio quando le nubi si sono fatte scurissime sopra l'abitato di Longarone. Prima il vento forte, poi la pioggia e la grandine. Impressionante. Era appena passato un temporale, poi il cielo si era rasserenato e a quel punto lì si è richiuso e quindi è arrivata questa grandinata che su Longarone, devo dire la sincera verità, io non ho ricordi perché poi c'è un clima abbastanza secco. Di solito Belluno, Ponte nelle Alpi sono più soggetti a temporali e a questi fenomeni. Invece questa volta ci ha colpito, ma soprattutto ha colpito tutte le vetture che erano in zona industriale, quelle diciamo così che non erano protette. Le aree maggiormente colpite sono state la zona industriale di Longarone e la frazione di Igne. Adesso stiamo valutando di chiedere emergenza, di capire quale strada percorrere per venire incontro anche alle esigenze di alcune aziende, le quali hanno sospeso alcune anche la produzione e ovviamente veicoli e anche altro. I danni, come si può immaginare, sono ingenti. A farne le spese sono state soprattutto le auto bombardate da noci di ghiaccio che hanno lasciato segni evidenti sulle carrozzerie e in qualche caso bucato i lunotti posteriori. Abbiamo fatto un po' di sopralluoghi anche con la mia squadra operai, abbiamo visto che ci sono anche delle piccole frenette in alcune zone di montagna che stiamo cercando di sistemare, che insomma non sono state particolarmente gravi, però quello che adesso è da capire è proprio di sincerarsi nei confronti delle nostre aziende quali sono appunto i danni che hanno subito, perché alcune sono state allagate, insomma è stata veramente una bomba d'acqua terribile e che quindi deve farci un po' anche riflettere in prospettiva futura, perché i cambiamenti climatici comporteranno nei prossimi anni proprio fenomeni e situazioni che in passato non si erano mai verificate. In serata violenti acquazzoni hanno colpito il capoluogo e la Valbelluna, fortunatamente senza conseguenze.